dove il legno ancora vive, ad Alpago, dove andiamo a conoscere la Fratelli Saviane SRL, storica azienda bellunese specializzata nelle lavorazioni del legno. L'azienda nasce nel 1945, quindi oggi siamo alla terza generazione praticamente, e nasce nel territorio, si faceva impresa boschiva e prime lavorazioni sul legno, perché appunto ripeto, dal 1945 si trattava più che altro di prendere il tronco e fare i primi tagli, insomma. Qual è stata poi l'evoluzione? L'evoluzione nel tempo è stata continuare nel fare le lavorazioni, dapprima le più semplici, come cominciare a fare le piallature sulle travi, le teste, fino agli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, cominciare a fare anche le lavorazioni in stabilimento per preparare i travi al cantiere. Adesso lavoriamo con le ultime tecnologie, quindi i tetti vengono pretagliati dopo aver fatto un disegno tecnico esecutivo per velocizzare la posa e preparare, ottimizzare, diciamo, i vari elementi di cantiere. Qual è il vostro prodotto ad oggi più importante? Noi siamo ancora una segheria, quindi facciamo ancora le prime lavorazioni sui tronchi, sia per quanto riguarda prodotti di imballaggio che prodotti con valore superiore, quindi spigolati di abete certificati, e commercializziamo e lavoriamo il lamellare certificato che va a coprire buona parte delle strutture in legno che si vedono al giorno d'oggi, insomma. Quindi case in legno. Noi facciamo anche case in legno, tetti in legno, solai su misura, perché tutte le nostre realizzazioni vengono prima progettate con un disegno in tridimensionale dedicato al legno. Noi facciamo l'esecuzione, quindi non siamo uno studio tecnico, però andiamo ad eseguire quello che è la fornitura e completiamo anche con la posa in opera in cantiere di tetti in legno e anche case in legno, quello che richiede adesso il mercato. Che tipo di lavorazione effettuate sulle case in legno? Allora, dapprima c'è lo studio per andare a fare una struttura a risparmio energetico, quindi curiamo molto bene l'involucro, avvalendoci dei professionisti che sono preparati per questo, e poi applichiamo quella che è la tecnologia moderna per realizzare appunto involucri a risparmio energetico. Qui possiamo vedere uno spaccato di una parete a telaio di una casa in legno. Abbiamo un telaio che noi realizziamo con sempre abete lamellare certificato, poi la parete viene completata con le staffe che vengono applicate già in stabilimento, e gli strati di interno e esterno di OSB che opportunamente chiodati garantiscono la controventatura della parete stessa. Molto importante curare l'attacco a terra, perché è un po' il punto delicato, diciamo, che è importante curare, perché una casa in legno deve essere una casa in legno di qualità. Con questo dettaglio viene curato con le opportune guaine e anche molta attenzione sulla quota di posa della parete. Ci sono dei dettagli che stiamo studiando, che abbiamo studiato con i tecnici per migliorare la qualità della casa in legno. È possibile che rinasca in provincia di Belluno, nella regione del Veneto, una filiera del legno completa? Credo sia possibile, perlomeno sarebbe importante recuperare la filiera del legno e quindi creare dapprima la disponibilità della materia prima, perché noi come segheria abbiamo bisogno del tronco anche di diverse qualità. Se vogliamo fare carpenteria in legno con la filiera del Veneto abbiamo bisogno del tronco di qualità, abbiamo bisogno che le industrie boschive vengano
coinvolte e che il tronco rimanga sul territorio.